Buonasera. In un'isola di gennaio avevo sottolineato che il 27 novembre scorso la Giunta provinciale di Pordenone aveva stanziato 370.000 euro per premiare i suoi 9 dirigenti apicali con circa 40.000 euro a testa. Una scelta che giudicai e giudico semplicemente scandalosa. Premiare dei dirigenti con importi che superano lo stipendio annuo di 2 normali lavoratori in questi tempi di recessione mi sembrava e mi sembra irragionevole, quasi una provocazione. Anche perché i cittadini pordenonesi devono sapere, in provincia lavorano con contratti co-co-co a progetto oppure comunque a tempo determinato, diversi giovani, molte volte laureati, con buone esperienze lavorative, con stipendi di 800.000 euro mensili. Giovani che temono di non vedersi rinnovare il contratto da precario perché la provincia non ha risorse economiche. Questa è la voce che circola. Quando ho conosciuto questa realtà sono rimasto senza parole. Giovani preparati, laureati, che già lavorano in provincia con uno stipendio abbastanza misero, verranno lasciati a casa perché non ci sono soldi, mentre i dirigenti vengono premiati con le cifre che vi ho detto. Tutto ciò mi sembra uno schiaffo al buon senso e non uso altri termini per non rischiare la querela. E ora cambio argomento rimanendo sempre nell'ente provincia. L'8 aprile dell'anno scorso ho fatto un esposto denuncia alla Procura di Pordenone su questioni inerenti l'ente provincia di Pordenone. Ero venuto in possesso di documenti relativi all'assunzione in provincia con contratto co-co-co del fratello Mario della loro presidente della provincia stessa, Elio De Anna. Il fratello dell'ex presidente aveva prestato servizio in 3 periodi diversi tra il 2006 e il 2007 presso la scuola faunistica di San Floriano in qualità di tecnico responsabile. Elio De Anna ha sempre smentito che lui abbia assunto direttamente suo fratello. Effettivamente non pare che esista una delibera giuntale che affidasse direttamente l'incarico a suo fratello. Ma visto che il regolamento vieta espressamente l'assunzione a chiamata dei parenti dei componenti della giunta, ho fatto una breve riflessione. Possibile che Elio De Anna non sapesse che suo fratello Mario lavorasse nell'ente provincia dallo stesso presieduto? Mi sembra una domanda lecita. E così vediamo i nostri giorni. Il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Travanuta ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale all'assessore competente riguardo un'assunzione in regione con contratto a tempo determinato del signor Mario De Anna, che non è un caso di omonimia ma è proprio il fratello di Elio De Anna. Per chi non lo sapesse, l'ex presidente della provincia di Pordenone, Elio De Anna, è attualmente assessore regionale. E allora mi sono chiesto, o Elio De Anna è perseguitato da suo fratello, che lo segue prima in provincia e ora in regione di nascosto, mettendolo in situazioni oggettivamente difficili, oppure l'ex presidente della provincia e attuale assessore regionale, fregandosene della mia denuncia, ha brigato per far assumere il fratello anche in regione. Anche questa storia mi pare una domanda lecita che merita una risposta. E ora un'altra storia. Angioletto Tubaro, ex assessore provinciale, ex capogruppo di Forza Italia al comune di Casarsa, di cui è l'attuale sindaco e anche coordinatore provinciale sempre di Forza Italia. Riguardo alla storia infinita della circonvallazione di San Vito al Tagliamento, Tubaro ha avuto, come un terremoto, un andamento ondulatorio. Mi spiego, da assessore provinciale era a favore del tracciato scelto, quindi si va sull'1-0. Però in contemporanea da capogruppo a Casarsa era contrario, per cui si va a 1-1. Da sindaco ancora contrario, tanto che recentemente ha chiesto pubblicamente al sindaco di San Vito, Gregoris, di cambiare il tracciato scelto e così siamo 2-1 contro l'attuale tracciato. Però per quanto mi consta, da coordinatore provinciale di Forza Italia non si è ancora espresso. I consiglieri comunali di Forza Italia di San Vito sono favorevoli al tracciato che passa per Prodolone, mentre quelli di Forza Italia di Casarsa sono contrari e vorrebbero, come buon senso richiede, la circonvallazione a sud di San Vito, quello che costeggia il tagliamento. Per cui invito il coordinatore provinciale di Forza Italia, Angioletto Tubaro, a esprimersi da coordinatore provinciale sulla querela della circonvallazione di San Vito. E così, se da coordinatore provinciale fosse favorevole al tracciato di Pordenone, sarà un salomonico pareggio, 2-2. Se invece sceglierà il tracciato alternativo, quello individuato a sud di San Vito, sarà una netta vittoria per 3-1 dell'Angioletto Tubaro contrario all'attuale tracciato, con il solo punto della bandiera assegnato dall'Angioletto Tubaro, assessore provinciale. È davvero un match appassionante per una politica da brivido. Arrivederci a mercoledì prossimo.
Continua a Pordenone il presidio dei COSPA